parliamo di questo nuovo impianto sportivo dedicato al padel qui a Fontanelle. Sì, abbiamo avuto questa idea di fare questo impianto di padel che è uno sport, chiamiamolo uno sport che sta prendendo molto piede, insomma è molto divertente, abbraccia sia l'universo maschile che quello femminile, anche fasce d'età diverse, quindi insomma è un qualcosa che ci rende orgogliosi e che magari speriamo che possano sempre più gente avvicinarsi a questa nuova disciplina. Ecco, com'è che si gioca il padel? Ma diciamo che è molto simile al tennis, si gioca in 4, 2 contro 2, la bellezza di questo sport è che essendoci le sponde con i veti, questo campo ripeto, è molto divertente, quindi non richiede neanche uno sforzo fisico particolarmente alto, quindi si può giocare un po' tutte le fasce d'età, ecco, quindi è una nuova disciplina che ripeto sta prendendo molto piede. Noi naturalmente abbiamo la scuola calcio che insomma è già da diversi anni che naturalmente continueremo ad occuparci e continuiamo ad occuparci dei giovani, dei ragazzi del nostro territorio per cercare comunque di dare un ambiente sano dove poter fare comunque sport, attività fisica. Come scuola calcio abbiamo l'affiliazione all'Atalanta, questo è il secondo anno insomma, che ci sta dando molta soddisfazione, insomma, sono venuti anche i tecnici dell'Atalanta qui, quindi ripeto è un partner importante perché a livello di settore giovanile l'Atalanta forse è la migliore realtà che c'è in Italia, quindi ripeto, noi associarsi e affiliarsi a loro sicuramente per noi è motivo di loro comunque scegliere l'Atena come punto di riferimento in provincia di Agrigento per noi è motivo di grande orgoglio, quindi siamo contenti di questa avventura con l'Atalanta. L'idea del padel nasce soprattutto da una passione nostra perché ci siamo avvicinati a questa disciplina, sia io che Giovanni, ci è piaciuta e abbiamo capito che è una disciplina divertente che può essere giocata a tutti i livelli e quindi abbiamo pensato bene di ingrandire la nostra proposta sportiva in questo centro sportivo con il padel. Per noi è una nuova avventura, abbiamo puntato su questo sport che è in evoluzione a livello nazionale, anche ad Agrigento sta acquisendo sempre più interesse. Come diceva Giovanni, il bello di questo sport è che riesce ad abbracciare tante fasce di età e anche il sesso femminile, quindi speriamo che più gente si avvicini a questa nuova disciplina e che possa essere per tutti, anche qui a Fontanelle, un punto di riferimento per tanti ragazzi. Adesso, se non sbaglio, a ottobre o novembre ci saranno i campionati europei a Roma e si parla anche di portare questa disciplina alle Olimpiadi, quindi è sicuramente uno sport, una disciplina che nei prossimi anni farà parlare molto.